Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali, non solo, le aperture, che cosa troviamo oggi sulle prime pagine, soprattutto la chiusura delle Olimpiadi, ieri c'è stata la cerimonia all'Arena di Verona con un grande successo per l'Italia, sia sotto l'aspetto sportivo, con 30 medaglie azzurre, sia sotto l'aspetto dell'organizzazione, almeno per quanto emerge fino ad ora, in attesa anche del bilancio finale di queste Olimpiadi, bilancio economico. Ovviamente il bilancio sui campi di gara è stato veramente eccezionale. Poi ci sono le vicende invece legate alla politica internazionale e non solo, i dazi soprattutto, con l'Europa che si schiera contro Trump e vuole che Trump rispetti i patti sotto questo punto di vista. Si parla anche molto di referendum, le solite polemiche politiche sul referendum che ci sarà a fine marzo e che riguarda la giustizia italiana. Andiamo sul Corriere della Sera per vedere i titoli principali che un po' vi ho riassunto poco fa, per cui partiamo con la fotonotizia e con la bella Italia che ha vinto i giochi, con gli azzurri, li vedete, e soprattutto le azzurre, perché è stata un'edizione molto al femminile per quanto riguarda l'Italia, con tante medaglie da parte delle ragazze, ma ovviamente anche gli uomini sono difesi, e qui vediamo una rappresentanza della delegazione azzurra con tutti i medagliati. E poi c'è la questione dei dazi, cause e ricorsi, con l'Europa che dice Trump rispetti gli accordi e intanto un uomo armato entra nella villa del tycoon e viene ucciso. Andiamo poi ad altre notizie, ad esempio quelle del calcio, perché ieri ha perso anche il Milan dopo Juventus e Napoli sempre ieri, e l'Inter è volata a più 10 in classifica. Ma tornando ai temi principali che ritroviamo nelle prime pagine, andiamo con le pagine interne del Corriere della Sera, partendo proprio dalle Olimpiadi, da questo sipario che si è chiuso ieri in uno scenario incantevole come l'Arena di Verona, come sa essere incantevole l'Italia quando ospita manifestazioni di questo tipo, e dando lustro a tutte quelle che sono le bellezze italiane. Non è facile riuscire a chiudere un evento così importante in un pezzo di storia come l'Arena di Verona, con uno spettacolo che è stato giudicato molto bello e che ritroviamo appunto anche sulle pagine del Corriere, con un'Olimpiade felice. Questo è vero, una grande bellezza. Insomma, l'Italia quando sa dare, quando può dare il massimo lo dà, lo ha fatto appunto in gara, lo ha fatto anche sotto l'aspetto dell'organizzazione. Siamo, per quanto riguarda il medagliere, la quarta forza fondamentalmente, perché la Norvegia è stata la nazione che ha raccolto più medaglie, poi gli Stati Uniti e poi l'Olanda che ci precede semplicemente di una medaglia d'argento in più, ma in realtà l'Italia ha vinto più medaglie in generale, per cui è certamente una manifestazione importante, battuti tutti i record per quanto riguarda le Olimpiadi invernali. Di questo 30 e lode, che ritroviamo sempre sulle pagine di tanti quotidiani e che fa vedere tutti i successi dell'Italia, la Lollobrigida soprattutto, ma poi Brignone, Fontana, Vittozzi, tanti atleti che hanno disegnato la storia in queste bellissime Olimpiadi ospitate dall'Italia. Ma vi dicevo che i temi non sono solo questi, c'è anche tanta politica, ci sono anche le questioni internazionali, con soprattutto le questioni economiche legate ai dazi, perché l'abbiamo detto, lo sappiamo, dopo la decisione della Corte Suprema che ha stoppato i dazi di Trump, l'Europa e tutto il mondo un po' si interroga su quelle che poi saranno le decisioni di Trump, che sembra voler continuare ad accelerare sotto il punto di vista dei dazi, magari non rispettando determinate consegne che arrivano dalla Corte Suprema. E allora l'Europa chiede chiarezza appunto su questa vicenda, corsa ai rimborsi negli Stati Uniti, perché l'Unione Europea, la BCE, Washington rispetti gli accordi, circa 1500, pensate le cause,
con 130 miliardi a rischio, tutto appunto dalle tappe, dalla decisione della Corte, i 130 miliardi da restituire e la risposta che ha dato Trump alla bocciatura, dopo la bocciatura della Corte Suprema, il presidente statunitense ha imposto nuovi dazi globali, fissandoli prima al 10 e poi al 15, dopo meno di 24 ore. Insomma, in sintesi, il messaggio probabilmente non è arrivato sotto questo punto di vista, perché Trump continua a proseguire con le sue azioni personali, nonostante appunto poi la Corte Suprema abbia fatto capire quanto sia importante ciò che succede a controllo dell'azione del Presidente, cioè in Consiglio. Andiamo a vedere poi l'altra pagina, che è quella della guerra in Ucraina. Altro tema che resta sul tavolo, purtroppo, perché siamo praticamente a 4 anni dall'inizio di questa guerra, 24 febbraio del 2022, 4 anni dopo, missili, droni, truppe, la Russia non si ferma, insomma non è cambiato niente. Gli europei vanno da Zelensky e ci sarà von der Leyen con loro. Segreta la lista dei 13 ospiti, con l'inviato degli Stati Uniti Witkoff che pensa a un summit in marzo, sperando che si arrivi al più presto alla definizione di una tregua nell'est Europa. Sulla stampa troviamo anche l'incubo dell'attentato. Oltre alla questione dazi c'è anche l'assalto nella notte di sabato, ma il presidente era a Washington. Il ragazzo era un artista della Carolina del Nord, a Mar-a-Lago, 20enne, nel resort con fucile, ucciso dai servizi. Vi dicevo, le aperture sia del Corriere della Sera che di Repubblica sono legate ai dazi. Andiamo a vedere quella di Repubblica con lo stop all'intesa sui dazi degli Stati Uniti e in bilico l'accordo di agosto, condizioni mutate, serve chiarezza, c'è un nuovo duello intanto Roma-Parigi e Trump crolla nei sondaggi. Le altre aperture dei vari quotidiani sono soprattutto legate alle Olimpiadi. Lo vediamo sul Messaggero, ad esempio, con il 30 e lode dell'Italia, record assoluto di medaglie azzurre ai Giochi invernali. A Mattarella e Meloni l'ordine olimpico d'oro per il modello organizzativo, con il presidente che, l'abbiamo sentito anche nel nostro telegiornale, è atteso nella mattinata a Niscemi. Storie completamente diverse ovviamente rispetto agli avvenimenti olimpici. Italia 30 e lode. Il titolo con le foto di tutti i ragazzi e le ragazze che hanno fatto splendere l'Italia in queste Olimpiadi. E poi altri titoli, altre immagini, ad esempio sul Giorno, guardate l'Italia sul podio del mondo, Olimpiadi da 30 e lode, questa visione. Questo era proprio il momento in cui c'è stato il passaggio di consegne fra l'Italia e la Francia, che ospiterà le prossime Olimpiadi invernali. È stato suonato anche l'inno francese, la Marsigliese, subito dopo l'inno italiano, ma è stato un momento di grande spettacolo, una gioia per gli occhi vedere appunto questo spettacolo e la storia anche dell'Italia attraverso la musica soprattutto, che ha raccontato il passaggio di questo testimone e soprattutto la bellezza dell'Italia in quel posto meraviglioso che è l'Arena di Verona, con la lezione olimpica, ad esempio, così la chiama il giornale, ai disfattisti, l'Italia che ha illuminato il mondo. Sappiamo che molti erano contrari a queste Olimpiadi, chi sperava nel flop dei giochi è rimasto deluso. Allora, chiaramente c'è tanto da vedere per quanto riguarda l'aspetto, l'abbiamo detto, del bilancio economico. In Medio Oriente, intanto, sull'Iran, il pressing di Trump, l'attacco sembrerebbe più vicino, anche se poi c'è chi parla di una possibile intesa fra Iran e Stati Uniti. Vedremo che cosa succederà in questo senso. Vi dicevo che non è solo Olimpiadi e non è solo dazi, ma c'è anche la questione del referendum che già, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, fa discutere tanto e divide, contrappone, perché lo sappiamo, da una parte c'è il fronte del sì, dall'altra il fronte del no, che fra parentesi si riassumono un po' nella maggioranza e nell'opposizione in seno al Parlamento. E allora ci sono ovviamente le tesi più disparate e anche
le notizie che magari sono certamente vere, ma che chiaramente su cui viene posta l'attenzione in modo diverso. Ad esempio sul Tempo si va su questo 4 candidati per 4 poltrone, il referendum e la super casta giudiziaria, così la chiama il Tempo, ecco perché non vogliono il sorteggio, così la NM attraverso le correnti occupa il CSM. Ma dall'altro lato, ad esempio sul Fatto Quotidiano, si parla di questa riforma della giustizia come di una riforma dannosa. Chi lo dice? Melillo, procuratore nazionale antimafia, riforma dannosa e pressioni contro le inchieste sul potere. Ecco i due fronti contrapposti che vediamo ad esempio in queste 2 notizie, dal Fatto Quotidiano al Tempo. Sul Foglio invece, perché oggi lo sappiamo, ci sono anche i nostri collegamenti da Sanremo, c'è l'avvio la settimana del Festival di Sanremo, tanto atteso a livello nazionale, e il Foglio decide di aprire con questa notizia il Festival della Restaurazione, così viene chiamato questo Sanremo 2026, tradizione morbida, forme suadenti, zero satira, è tutto pronto per il Super Bowl televisivo italiano più rassicurante. L'accostamento è con il Super Bowl che è a livello americano diciamo l'evento più seguito a livello televisivo, è un po' quello che è per noi appunto Sanremo, lo è sempre stato nella storia dell'Italia. Ci fermiamo dunque, ritorniamo fra pochissimo con le cronache che arrivano da casa nostra, dalla nostra regione, attraverso i quotidiani regionali, le loro prime pagine, ma attraverso ovviamente anche il nostro sito siciliaweb.it. A fra poco. Eccoci per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Come promesso andiamo sulle pagine dei quotidiani locali partendo dal nostro sito siciliaweb.it, dalla sua apertura che porta a un fatto di cronaca avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi a Catania, sull'asse dei servizi, un infarto alla guida e uno schianto sul guardrail con la morte di un 57enne, un incidente appunto sull'asse dei servizi di Catania con pesanti rallentamenti del traffico, ci sono anche altre notizie ovviamente sul nostro sito, sempre aggiornato, in casa la Serra di marijuana, armi e luce gratis, e poi sul lungomare di Gela invece la Ferrari che si schianta con 2 feriti in questo caso. Qua siamo entrati sull'articolo che abbiamo visto, che arriva la notizia da Palermo, una palazzina su 3 livelli trasformata in un deposito di illegalità, armi nascoste tra le mura domestiche, una serra di marijuana e corrente elettrica sottratta alla rete pubblica, pensate, per 50.000 euro. Queste e altre notizie le trovate tutte sul nostro sito Sicilia Web. Noi torniamo intanto alle pagine invece dei quotidiani per farvi vedere i titoli dei 3 quotidiani regionali, partendo dalla Sicilia, che decide di aprire, come spesso fa, con le notizie di carattere internazionale, in questo caso un po' le notizie che abbiamo trovato sui quotidiani appunto nazionali come il Corriere, come la Repubblica. Mosca bombarda ancora l'Ucraina da una parte, e poi dazi con l'Unione Europea che stoppa l'intesa con gli Stati Uniti. Da domani sera, lo sappiamo, tutta l'Italia canta perché parte il Festival di Sanremo nella settimana appunto sanremese. Mentre parte Sanremo si è chiusa l'Olimpiade, lo sappiamo, con Milano Cortina, un trionfo, Italia da record e 30 medaglie. Poi il Catania che vince al Massimino, ora sfide decisive in Campania, un successo importantissimo per i rossazzurri che restano a -5 dal Benevento che ha vinto in rimonta in casa dell'Altamura. Altri titoli, altri quotidiani per altre notizie, perché ad esempio sulla Gazzetta del Sud si apre con la questione migranti, perché
subito dopo il ciclone Harry. Chiaramente si sta facendo ancora la conta dei migranti dispersi, dei migranti che hanno perso la vita durante quei momenti così tragici. E allora sul Gazzetta del Sud troviamo il titolo "L'atto d'accusa dei vescovi", la conferenza episcopale calabre e l'arcivescovo di Palermo parlano di scelte politiche disumane legate ai migranti. Anche nel caso della Gazzetta del Sud si parla anche delle Olimpiadi, con il sipario che cala su questi giochi bellissimi italiani di Milano Cortina. Mentre sul Giornale di Sicilia troviamo la stagione dei concorsi. Pubblica amministrazione in primo piano, spesso succede sul quotidiano palermitano, in questo caso si parla del comune di Palermo e il titolo è appunto legato alle 200 assunzioni, vediamo proprio sul giornale palermitano, in 3 anni al comune di Palermo. I primi bandi nel giro di 3 mesi, ma c'è una notizia importante, la leggiamo sempre sul Giornale di Sicilia, che arriva da Niscemi. In arrivo i primi 78 assegni, a un mese dalla frana, in pagamento 800 euro per ogni famiglia senza casa. È un dato significativo, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito anche nel nostro TG, c'è anche previsto l'arrivo in mattinata del Presidente della Repubblica, è un dato molto importante in un momento in cui iniziano ad arrivare appunto i primi assegni per chi ha perso veramente tutto. Torniamo alla questione migranti, perché ieri è successa, anche questo l'avete sentito nei nostri TG, un avvenimento a Trapani, perché un avvenimento per non dimenticare, per non essere indifferenti a quello che succede in mezzo al mare nel canale di Sicilia, per intendersi, con queste persone, questi sfortunati che provano a cercare un'altra vita e spesso la perdono in condizioni di mare avverse, soprattutto quando un ciclone imperversa, come è successo in Sicilia nell'ultimo mese. Allora a Trapani c'è stata una preghiera interreligiosa per i migranti uccisi dal ciclone Harry, per non dimenticare appunto a Trapani. Ieri mattina nel porto c'è stato un momento di preghiera interreligiosa con la barca a vela Safira di Mediterranea Saving Humans, con a bordo il capo missione Luca Casarini. Una preghiera per chiedere a Dio e al mare di perdonarci per questo abominio, dice Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea. Sotto questa stessa lunghezza d'onda ritorniamo invece al titolo di apertura della Gazzetta del Sud, con il grido dei vescovi, che ritroviamo anche ovviamente nelle pagine interne: scelte politiche disumane sui migranti. L'abbiamo sentito anche nel nostro servizio e viene ribadito anche sui quotidiani dall'Orefice, che accusa l'Italia e l'Europa, e l'ONG Mediterranea Saving Humans, che dice spiace non essere con voi, e poi la CEI della Calabria, che parla di nessun silenzio relativo appunto ai morti. Dalle sponde opposte dello stretto di Messina il duro monito, leggiamo come vedete adesso dai vostri teleschermi, il monito con il silenzio e l'indifferenza che non devono esserci più in questo caso di fronte a queste morti che arrivano appunto in mezzo al mare. Su Niscemi si concentra anche questo articolo che vediamo sempre su Gazzetta del Sud, perché arrivano i contributi, ci dicono che oggi sono liquidati 78 assegni da circa 800 euro ciascuno, destinati alle famiglie. A chi ha dato questa notizia, il capo della Protezione Civile siciliana Salvo Cocina. Questo, ha detto, è un record assoluto in Italia di erogazione dei contributi agli sfollati in meno di un mese. Ma c'è un'altra notizia che arriva sempre dalle pagine della Gazzetta del Sud, è questa di Stromboli, dove ripartono i lavori. Anche in questo caso c'entra il ciclone Harry. Nell'isola delle Olie si cerca di ripristinare lo scalo portuale di Scari, che è stato danneggiato appunto dalle forti mareggiate che hanno devastato i litorali in tutta la Sicilia orientale. Andiamo poi sulle pagine interne della Sicilia per spostarci nel tomo di Catania. La Corte dei Conti,
che è tornata a chiedere chiarimenti sul bilancio. La lettera, la sezione di controllo regionale vuole vederci ancora più chiaro in questo senso, e c'è un articolo proprio nelle pagine interne della Sicilia che racconta questa situazione, questo incubo, fra parentesi, dei bilanci, con la Corte dei Conti che vuole chiarimenti. La magistratura contabile si rifà viva e torna a domandare documenti e dati su debiti fuori bilancio e quote di riscossione. Dopo aver domandato l'UMI a proposito delle anticipazioni di liquidità, la Corte dei Conti chiede di riferire sulle modalità di calcolo del fondo di garanzia per debiti commerciali. La sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana certifica l'esistenza di 29 contenziosi ancora aperti al termine dell'intervento dell'organismo straordinario di liquidazione. L'importo totale sarebbe della cifra che leggete, attorno ai 65 milioni di euro. Sono stati calcolati nel fondo contenzioso? Questo si domanda il quotidiano Etneo, attendendo appunto le risposte. Cambiamo completamente argomento, torniamo a parlare dello sport, perché l'abbiamo fatto sotto l'aspetto delle Olimpiadi con il grande risultato degli azzurri e delle azzurre, che ritroviamo anche sul principale quotidiano sportivo italiano, cioè la Gazzetta dello Sport, che titola così: è stato bellissimo, lo possiamo vedere appunto insieme, le 30 medaglie e Federica, indimenticabile Milano Cortina, chiusa l'Olimpiade del record, emozioni all'Arena di Verona, con un finale pazzesco, perché chi ha avuto la fortuna di poter seguire le Olimpiadi, la finale di hockey su ghiaccio fra Stati Uniti e Canada è stata qualcosa di incredibile, con il gol nel finale, gli Stati Uniti che tornano, come leggiamo, a vincere l'oro nell'hockey dopo 46 anni, con i festeggiamenti anche di Trump, che entra ovviamente dappertutto. Mentre nel campionato dice che l'Inter è molto vicina a poter centrare il suo obiettivo, quello del 21esimo scudetto, perché ora è a più 10 dal Milan, che ieri ha perso, lamentandosi molto, con il Parma. Hanno perso i rossoneri per un gol che era stato prima annullato e poi convalidato dopo il VAR. Sta di fatto che il Milan si ritrova a 10 punti dall'Inter, e sta di fatto che perdono praticamente tutte le big, se si eccettua la Roma, che invece ha vinto con la Cremonese, che rilancia la candidatura europea per la Champions. C'è Roma-Juve nella prossima giornata, con la Juventus che invece è reduce da tante battute d'arresto consecutive. Crollo Juve, infatti si legge sulla Gazzetta, peggio di Motta. Anche il Napoli si lamenta perché viene agganciato dalla Roma, ma soprattutto perde a Bergamo in una partita in cui c'era stato un gol, un rigore convalidato al Napoli, fischiato per il Napoli e poi tolto anche in questo caso dopo l'intervento del VAR. Per quanto riguarda invece le cronache calcistiche di casa nostra, quelle del Catania, il Catania ha vinto contro il Giuliano con il punteggio di 1-0, una partita strana, difficile soprattutto nel primo tempo, con il Catania che ha anche rischiato di andare sotto, ma poi alla fine ha centrato il risultato, e incredibilmente il Giuliano ha fallito il pareggio all'ultimo secondo di gioco, un pareggio che sarebbe stato beffardo per il Catania, che invece vincendo, siamo qui sulla pagina della Sicilia, può concentrarsi sulla doppia sfida campana, quella che trasmetteremo noi di Telecolor con Salernitana e Benevento. I compagni chiamano intanto d'ausilio, lo vediamo, il poeta del gol, il grande protagonista del Catania, è lui l'autore della rete che ha concesso ai rossazzurri la vittoria con il Giuliano. La maledizione intanto dei numeri 9, Forte uscito dopo l'assist per un problema fisico, Caturano resta in forze per Salerno, e questo il problema più grosso che ha il Catania in vista della partita con la
Salernitana, che ha altri problemi invece, perché dopo la sconfitta è molto vicino l'esonero di Raffaele proprio in vista della partita con il Catania. Ci fermiamo qui per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di giornata.